Sono le 15:50. Un quarantenne rappresentante orafo trevigiano è fermo al semaforo a bordo della sua Mercedes a Noventa Padovana, diretto verso Stra. Tutto accade in pochissimi istanti. Nella carreggiata opposta si affianca una BMW. Uno dei due occupanti scende, spacca il finestrino posteriore dell'auto del rappresentante orafo, si prende tutto il campionario e fugge. Un bottino ingentissimo che, secondo alcune indiscrezioni, si aggira sul €500.000 in oro e gioielli. Sotto shock l'uomo viene soccorso dai passanti. Sul posto arrivano anche i carabinieri. Tra i primi a essere informati il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, che spiega. Come potete vedere, tutta l'area è coperta da videocamere e quindi io volevo fare un avviso a questi delinquenti, a prescindere dall'etnia, dal colore, dalla razza, dalla religione, eccetera. Tutto quello che avviene a Noventa Padovana va direttamente in prima serata alle forze dell'ordine. Il colpo è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza del comune e anche di alcuni privati, individuata la via di fuga dell'auto, che potrebbe essere stata immortalata anche dai numerosi varchi e targa system presenti a Noventa Padovana e nei comuni vicini. Questa è una zona molto trafficata dove per attraversare il semaforo ci si impiega diverso tempo, motivo per il quale i passaggi sono stati ampiamente documentati. I carabinieri stanno restringendo il cerchio. Grazie alle immagini registrate non è escluso che l'uomo fosse seguito da tempo dai due che avrebbero aspettato il momento favorevole per mettere a segno il colpo.